Invitiamo chi desidera sedersi a prendere posto per l'inizio della serata, ad accostare le porte. Su che pista sono? Sulla 1? Chiudila. Cazzo, c'ho un raffreddore, non ce la faccio. Ricky, canta tu. Non posso, c'ho una lingua trachea. La miseria, solito esagerato. Vabbè, intanto mi ripasso le regole. 1. Un disco va fatto dopo qualche anno di silenzio. 2. Prima di lavorare alle musiche e ai testi, curare la promozione. 3. Prevedere nel budget la partecipazione di una o più guest star, putacaso mais
affettuosamente. Ringrazio e saluto Roberto Giambò, docente presso l'Ateneo di Camerino alla mia destra, Marco Maestri, compositore, alla mia sinistra Piero Cesanelli, direttore artistico di Musicultura, Stefano Bonagura, critico musicale, Marcello Lamatina, docente presso l'Università di Macerata. Io mi chiamo Ezio Nannipieri, vicepresidente di Musicultura, e ai nostri fianchi siedono gli studenti che fanno parte delle giurie universitarie dell'Università di Camerino e di Macerata, che ringraziamo e che quest'anno sceglieranno uno dei 16 finalisti al loro insindacabile giudizio. Allora cominciamo la serata con la prima proposta e diamo il benvenuto a Simone Spirito. Buonasera. Il primo pezzo è un pezzo autobiografico che si chiama Contorto. Sta creando suspense. Vorrei tanto risalire la mia china, stare bene dalla sera alla mattina, senza cominciare a dire che l'amore fa soffrire. Se riuscissi a mostrare le mie verità senza più compromessi, ma invece che fatica, che a volte è la mia vita, perché io sono un po' contorto. Lo dico senza esagerare, io sono contorto e questo non va a mio favore. Così mi chiudo in un cassetto, nascondo tutto sotto il letto, mi sento come in un fumetto dove il colore appare spento. Ma perché? Qualcuno mi dica perché. Malinconico mi sento all'imbrunire quando il sole in un soffio va a dormire, ed io un po' triste penso che niente è come piace a me. Poi d'incanto in un momento mi riprendo, stringo forte le tue gambe e mi rilasso, perché so che sei con me e tutto quanto andrà da sé, ma resto un po' contorto. Lo dico senza esagerare, io sono contorto e questo non va a mio favore. Così mi chiudo in un cassetto, nascondo tutto sotto il letto, mi sento come in un fumetto dove il colore appare spento. Ma perché? Qualcuno mi dica perché. La luce del mattino c'è bisogno di vederla, a volte mi addormento con le spalle verso il mare, lì che non mi accorgo della magia del sole. Vorrei poter disperdere le cose senza senso, le cose senza senso, le cose senza senso, le cose senza senso, ma sono un po' contorto. Yeah. Il prossimo pezzo invece è un pezzo che io ho scritto a casa mia, nel mio soggiorno e nel mio quartiere, che è il centro storico,
Quindi è partito come un pezzo di quartiere, ma poi mi sono accorto che in tutte le città esiste un centro storico, quindi sto cercando di portarla in giro per l'Italia. Io vivo al centro storico, in un palazzo esotico, dove le mura sono state progettate da ingegneri senza la spina dorsale. Eppure sono ironico, mi vesto in modo insolito e guardo quello che mi accade sempre più curioso, perché so che tutto può cambiare. Il condominio è magico e ovunque giro l'angolo c'è qualcuno che mi invita, che mi fa vedere che la mia sanità mentale qui nulla sembra statico, anche il dolore elastico, e tutto serve a farsi ricordare quanto questo posto è pieno di energia e d'amore. Ma pagherei per averti ancora qui nel mio quartiere, tu, i sogni tuoi, i tuoi gatti e i tuoi CD di cameriere. Che fastidio che mi dà la voce della vanità, chi non ascolta il riecheggiare delle onde e si sofferma solo sopra le sue sponde. Non ascolta i miei consigli e non mi fa passare. Si continua a lamentare che le cose vanno male, che le ruote su cui viaggia sono sgonfie. Poi si perde tra improbabili rincorse e le sue lacrime le lascia per la strada a passeggiare. Io invece pagherei per averti ancora qui nel mio quartiere, tu, i tuoi vorrei, i tuoi passi e i tuoi blue jeans da incorniciare. Potrei abitare un'altra casa, dimenticare così ogni cosa, oppure annusare un'altra rosa, ma già lo so che non sarebbe cosa. Io invece pagherei per averti ancora qui tra le mie mani, tu, i sogni tuoi e i tuoi occhi fin troppo blu rispetto ai miei. Per averti ancora qui tra le mie mani, tu, i sogni tuoi e i tuoi occhi fin troppo blu rispetto ai miei. Grazie, grazie, grazie. Ho cercato di rendere il mio look quanto più cool potesse essere, quindi ho deciso di indossare questa camicia di velluto, però vedo che non mi ha portato proprio aiuto perché sto grondando, però il sudore è amore, almeno spero. Prossimo pezzo. Se lo vuoi fare? Il prossimo pezzo invece è Inutile negare la realtà. L'esperienza della vita ci insegna che nulla è per sempre, eppure nulla ci scivola addosso.
penso che bisogna essere chiari dall'inizio. Ho ben presente la distanza tra l'amore e un precipizio. A me piacciono le persone che ti fanno respirare, che ti guardano negli occhi e si lasciano sfiorare, e a volte anche toccare. Meno male. Siamo in tanti e nonostante andiamo avanti su una strada che a volte sembra complicarsi. A me piacciono le parole che si fanno pronunciare, che ti entrano nel cuore e ti fanno ricordare che è stupido star male. È inutile negare la realtà, le cose vanno viste alla luce giusta. Ero lì ed è lì che sei arrivata tu. Siamo in ballo, ma qui nessuno sembra farlo. È un miraggio invertire un po' quest'ingranaggio. A me piacciono le città che si fanno raccontare al di là delle ovvietà. Siamo nuvole sul mare, perciò ripeto che è inutile negare la realtà. Le cose vanno viste alla luce giusta. Ero lì ed è lì che sei arrivata. Eccoti qua, ti ho vista passeggiare e non si sa, ma ho smesso di farneticare. Tu, diversa come il suono di un kazoo, sei l'unica risposta ai miei tabù, la forza che non mi fa andare giù. Sei tu, sei tu, sei tu. Barararaira, 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 barararaira. È inutile negare la realtà, le cose vanno viste alla luce giusta. Ero lì ed è lì che sei arrivata. Ciao Simone. Buonasera, buonasera. Ciao, sono qua. Dove sei? Eccolo. Ciao. Senti, tanto per iniziare una curiosità che può servire, insomma, per farti Sì. conoscere meglio un po' da noi, dal pubblico, eccetera. Tu hai fatto diciamo, tanto, sei stato attore sia di teatro, di TV, Sì, cinema, tanto no, tanto, sì, tanto. però sì. Insomma. Ho lavorato a teatro. Leggo qui che dal 2011 hai un po' riscoperto l'amore per la musica. Riscoperto perché dici, ti sei appassionato fin da piccolo. Sì, Quindi quello che vediamo adesso, quello che abbiamo visto stasera, è un po' figlio sostanzialmente di questi ultimi 2 o 3 anni, oppure covava un po' come passione? Insomma, anche Ma è sempre stato un po' il mio sogno scrivere canzoni. La prima canzone l'ho scritta per una ragazza che si chiamava Mary ed era una delle protagoniste di Non è la Rai. La mandai a Gianni Boncompagni, ma non ebbi risposta. Mandai questa cassetta, insomma, per tante cause fortuite. Poi ho iniziato a lavorare, ad avvicinarmi al teatro, al cinema. Feci un provino per fare Scugnizi di Nanni Loi e poi mi sono avvicinato al teatro soprattutto come ricerca personale e poi per superare anche le mie timidezze e i miei sudori. Però vedo che comunque la lotta è abbastanza dura. Sì, si vede. Però insomma so che fa bene, insomma, che brucia. E insomma poi comunque ho continuato a lavorare a teatro, mi sono avvicinato al teatro soprattutto a Napoli e poi ho lavorato con varie compagnie e quest'anno avevo un posto sicuro di lavoro e l'ho buttato via perché volevo inseguire questo sogno musicale e, insomma, fare ascoltare queste canzoni. Ok, grazie. Bene, grazie. Sempre su questa, sono qui al centro, Sì, sono miope. sempre su questa duplice attitudine, insomma, attore e anche autore, interprete di canzoni.
Spesso durante le audizioni sottolineiamo come il fatto di frequentare il teatro possa aiutare l'esibizione live del concerto. Mi chiedevo se esiste una sorta di favore di ritorno che la canzone può restituire invece al mondo del teatro. In questa esperienza, diciamo, teatrale mi sono conosciuto una persona che è Rocco Papaleo, con il quale ho lavorato, che è proprio diciamo, che sta portando avanti questo concetto anche di teatro canzone. Quando canto le canzoni, diciamo, in un teatro mi sento abbastanza tranquillo, perché è come se la canzone venisse valorizzata, perché si dà molto spesso nei locali non c'è una buona acustica, insomma è come se la canzone a teatro riscoprisse anche la sua magia. Questa. Ragazzi, aiutatemi. Ciao. Sì, buonasera. Buonasera. Ho letto dalla tua biografia che studi sociologia. Volevo sapere, laureato in sociologia. Volevo sapere se diciamo, questo percorso di studi ha influenzato la redazione dei tuoi testi. Sì, molto. Sociologia è una facoltà che molto spesso viene considerata tra virgolette di serie B, invece in realtà mi ha dato una grande, almeno spero, uno sguardo globale poi alle cose, perché è una facoltà che ti fa studiare tante materie, per cui sicuramente mi ha dato un ascolto anche a quello che mi succede, insomma, quindi parto sempre da esperienze personali, però cerco anche di inserirle nel contesto in cui vivo, e anche nella società in cui vivo, quindi sicuramente sì. Penso che tutte le esperienze, anche per rispondere alla domanda di prima, mi abbiano portato a essere poi quello che sono, quindi anche il teatro, gli studi, penso che ognuno porta con sé sul palco, nella propria esperienza espressiva, quello che è, con i propri limiti e le proprie virtù. Grazie. Prego. Senti, hai provato mai a lavorare in tonalità o sei mai stato affascinato o ispirato da tonalità minori? Cioè sì, molto più intimistiche, malinconiche, e sottrarre molta sonorità che è ottima però di quella che proponi, voglio dire. Sì, la tonalità minore è chiaramente più malinconica. Ecco, da un lato ne sono affascinato, però diciamo che il mio intento nella mia musica vorrei sia portare comunque un suono che sia malinconico, di un gusto malinconico, ma anche molto vitale e positivo. Comunque, quindi sì e no, nel senso che spero di riuscire nel tempo comunque a raggiungere un compromesso che sia quello della malinconia, ma comunque della felicità e della freschezza e della semplicità. Sì, ma non era un suggerimento per orientarti alla malinconia, assolutamente. Volevo dirti se tra le tue composizioni c'erano anche, come no. Ecco, sì. c'era anche questo tipo di produzione. Sì, sicuramente. Buonasera Simone. Buonasera. Tu sei napoletano e suoni con una banda di musicisti napoletani che ti accompagnano. Ma la verità è che poi queste canzoni sono nate da me, chitarra e voce. Poi nel tempo per un cantautore penso sia anche difficile trovare persone che credano nel progetto. Per esempio questa domanda mi ha fatto ricordare che non ho presentato i musicisti. Fallo. Allora alla batteria c'era Carlo Graziano, al basso Daniele De Santo, alla chitarra c'era Antonio Cece e al pianoforte c'era Mariano Bellopede, che è anche la persona con la quale io ho arrangiato il mio primo EP che è uscito con l'etichetta Polo Sud. E sì, diciamo che poi rispetto al contesto, rispetto alle situazioni, mi accompagnano musicisti diversi. Ci tenevo qui a questa manifestazione a venire con un suono che fosse anche il più vicino possibile anche a quello che è il lavoro che ho mandato alla musicultura, anche se mancano i fiati. Però sì, dipende molto dalla situazione, posso andare anche chitarra e voce o in duo o in trio, è abbastanza cangiante.
Al di là di questo, se hai citato la etichetta Polo Sud, se non Sì. sbaglio, Ninni Pascale. Ninni giusto? Pascale, sì, sì. Ora, Ninni è una persona che ha fatto tanto per la scena Sì, napoletana da, Sì. da oltre 20 anni. Ma tu che scena vedi a Napoli oggi, come osservatore proprio? E come ti ci senti dentro? È una domanda molto interessante. Alla fine Napoli porta chiaramente, lavora anche sul dialetto, quindi chiaramente porta avanti la bellezza che è questa lingua. Io come napoletano mi sono sempre sentito un po' atipico perché ho parlato poco napoletano, non sono mai riuscito a scrivere una canzone in napoletano, però spero e credo di portare comunque la mia napoletanità anche in testi italiani. Vedo che c'è una grande volontà di esprimersi, e quindi è una scena interessante. Anche Ninni ha prodotto anche altri lavori di altri ragazzi napoletani, ci sono i Foia, stanno comunque spopolando in Italia, stanno andando molto Ma la bene. storia poi è molto lunga, appunto, perché Sì, risale a tanti anni. Io come riferimento artistico, diciamo, napoletano mi piace molto il Primo Bennato, Daniele Silvestri. Questi sono un po' i miei, però sento comunque rinascita a livello musicale, ma ci sono gruppi come gli A67, ma tanti artisti come Daniele Sepe, insomma ce ne sono tanti che stanno facendo belle cose, anche l'ultimo vincitore di Musicultura. Grazie Simone. Grazie a voi. Adesso vanno in scena, anzi va in scena la fonomeccanica. In bocca al lupo. Ciao, noi siamo la Fonomeccanica, facciamo 3 brani, Medioevo 2, Degli Abissi e Treni dal Sud. Buon ascolto. La schiera degli dei che piangono per noi, che ci guardano da lassù. Io non ci credo più, su questa nave c'è né sale né caffè. E beata la gioventù che brancola nel blu. Medioevo 2, barbarie e ciminiere, sulla rotta del tracollo, torcicollo, navighiamo su di un mare di benzina e di petrolio per vedere all'altro mondo che ci sta. Medioevo 2, le folle che impazziscono mentre il campanile fuma a 100 metri sopra il cielo. Feudalesimo di fabbriche spaziali, incantesimi rinchiusi all'università. Prigionieri più di prima, andiamo giù.
avanti e indietro nel caos. Finché il mondo scoppierà. La schiera degli dei che piangono per noi, che ci guardano da lassù. Io non ci credo più. Su questa nave c'è né sale né caffè. E beata la gioventù. La mattina e mi vesto alla finestra, prendo solo caffeina, non mi riconosco più. E la sera entro al bagno con un piatto di minestra, vado giù, avanti e indietro nel caos, finché il mondo scoppierà. Grazie. Un tuffo nel profondo del mare, ma molto profondo. Steve aspettando a te nel fondo dell'abisso e tu non arrivavi mai. Ti si fatta vedere, ma c'era troppo scuro. Ma che scuro che c'è. Guarda l'anima rapita dopo un incidente di fotografia. Guarda volare la scia che non si può raccontare e non dobbiamo capire. Dentro un silenzio abissale mangiare soltanto bellezza stordita. Redazioni di giornali muovono pedine in questo modo qua, che spazza e fa di fuliggine in un cielo nero, polvere qua giù. E la coscienza traduce le nuove onde di telepatia. Sprofondati in un mondo più piccolo, accecati nel sonno oramai, le distanze fra noi si assottigliano, accecati da troppo buon vivere e nessuno si accorge che in fondo le cose da secoli non cambiano. Se siamo vicini, semplicemente ingoiati
della vita. Redazioni di giornali muovono pedine in questo modo qua, che spazza e fa di fuliggine nel cielo nero, polvere qua giù. È la danza della luce, quella che produce forme di energia. Siamo i pesci degli abissi. Io vorrei che tu capissi com'è andata questa triste storia. Noi, pesci degli abissi, nel buio pesto, 1000 lanternine si muovono negli abissi. Grazie, vi presento Francesco Arcuri agli strumenti trick e ballacche, cicchi ciacche e bombamano, Stefano Fascioli ai bassi e contrabbassi, Giovanni Melucci tastiere varie e giocattoli e Alessio Russo a tutte le pelli e le contropelli. Facciamo l'ultimo brano e poi vi salutiamo. Grazie. Quando ero solo un piccolo avevo un'astronave che mi portava a 1.000.000 di anni luce. Adesso no, non ho neanche la patente, ma ti sembra divertente? 14 ore all'impiedi passate così, accumulando ritardi sui treni dal sud. La sofferenza è un mestiere da muli, però io non meritavo questo vagone, questa prigione. Solo musica di rotaie nella notte, con le stelle capovolte ridisegnano la strada che a 1.000.000 di anni luce si nasconde come la musica dietro alle nuvole. Quando ero solo un pargolo avevo una capanna sopra un albero, un attico a un passo dalle nuvole. E adesso no, mi ritrovo cementato dentro a un seminterrato, senza stelle, senza prato. Ma la musica quante volte mi ha salvato, sono morto poi rinato.
quelle notti senza musica venderei per 1000 lire, squattrinato ma con stile, risolvendo sul finale alla fine. Grazie a tutti. La fonomeccanica da Milano. Eccoci. Ciao. Salve. Senti, volevo chiederti com'è nata l'idea in voi di contestualizzare il racconto che fate usando immagini che richiamano un tempo passato con situazioni di disagio invece odierno, insomma, è il tutto vestito da un certo tipo di musica che secondo me c'ha anche risvolti esoterici. Sì. Allora, noi questa cosa qui l'abbiamo scherzosamente chiamata punk anni 30, nel senso che occuparsi di musica con strumenti tradizionali è una scelta di sonorità, però i testi devono essere attuali e quindi combinare le due cose vuol dire dare due aspetti, secondo noi, di una medaglia che può essere girata, cioè il bello e il brutto, così come la gioia e la tristezza stanno nella stessa medaglia, appunto, sono le due aspetti di ogni cosa e questo forse il passato e il presente ci aiuta ad andare avanti e indietro. Sembro maleducato così? Mi sto comodo. Sì, grazie. Ciao, senti, ho una curiosità. Settimana scorsa parlavamo con alcuni vostri colleghi, anche loro impegnati con le audizioni di crowdfunding, e ho visto, siccome mi sembra che anche voi abbiate fatto ricorso a questa forma di finanziamento dal basso, insomma, per alcune delle vostre produzioni, ero curioso di sapere se ritenete insomma che effettivamente in questo momento, al di là delle mode, sia qualcosa di efficace oppure insomma, ecco, abbia in qualche modo dei limiti, ecco. Questa è la mia modesta opinione. Ovviamente. Nel senso che quando sono cominciate le produzioni dal basso, come Music Racer o come la nostra che è produzioni dal basso, essendo una novità era più facile avere delle risposte in termini economici. Più il mercato di queste cose si satura e più è facile dire ecco un altro che ci chiede i soldi perché ognuno vuole fare il suo, allora il disco lo fa pure lui e lo fa pure lei e andiamo avanti così. Ok, grazie. Io volevo chiederti, siccome ho apprezzato molto intanto la definizione che hai dato punk anni 30, perché mi ha aperto improvvisamente uno squarcio mentale, ho immaginato gli anni 30 come sarebbe potuto essere il punk, no? Ma questo incastro sonoro che è come un piacere di ripartire, la mia sensazione, da zero e costruire da zero, però con pulizia d'animo, ma anche con esperienze di ascolti. Penso ognuno di voi abbia fatto, suonato chissà cosa. Allora trovare, siccome ho avuto la sensazione di una notevole coerenza di intenzione fra tutti voi, a volte ci sono gruppi in cui c'è una parte che tira da una parte, altri seguono, diciamo, invece qui ho proprio la sensazione che tutti partecipino in maniera coerente al progetto e non è facile. Volevo capire come vi siete conosciuti, come
se è stata una ricerca reciproca o, come a volte si dice, beh, ci siamo conosciuti in un bar quella sera? Allora, è una bellissima domanda, complimenti. Niente, il fatto, adesso non so bene da dove cominciare, ma devo un attimo riorganizzare le idee. Va bene. Noi ci siamo conosciuti via internet, però avevamo su quei messaggi che mandavamo per incontrarci la volontà decisa di non fare le solite cose. Quindi siamo partiti, giustamente come ti do del tu, come hai detto, prima scartando e poi vedendo cosa ci piaceva. Poi siamo partiti con una politica molto democratica, che di questi tempi queste cose fanno un po' paura. Democratica vuol dire che un pezzo non è finito se non piace a tutti nello stesso modo, e chiunque ha qualcosa che non gli piace, quella cosa non si fa, si scarta. Ecco perché il lavoro è lungo, ma quando il frutto è maturo è più buono. Beh, siete fortunati che non avete invasori, perché in genere gli americani, gli indiani d'America, diciamo così, decidendo in molte delle loro comunità in questo modo, si sono poi trovati purtroppo travolti da comunità che decidevano in altro modo. Però potendolo fare nella musica è senz'altro una ricchezza per voi e comunque un esempio, per cui mi fa piacere sapere che... Beh, sposteremo le tende quando sarà il tempo. Prima di arrivare all'oceano, diciamo, c'è un po' di terra. Grazie, ti saluto e saluto i tuoi compagni di viaggio. Grazie a tutti, buona serata. Diamo il benvenuto a Gabriella Martinelli. Da ba 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 ba, da ba 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 ba, da ba ba da ba ba, da ba 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 ba, da ba 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 ba, ba 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 ba. Mi nascondo per le vie di Candenta, tra i turisti e lussuosi tassi, se potessi presenterei. Son fuggita da un mondo di eroi, di potenti che non sbagliano mai, io lo ammetto, non ci riuscirei. Ho raccolto il mio tempo in un angolo, ho promesso a me stessa che non mi fermerò e ricomincerò da qui. Non prometto a nessun amore mai, colleziono incontri nei bar, bevo vino e al mattino un caffè. Sarà come diceva Rousseau, buon selvaggio ma ovunque in catene, faccio a pugni con la gente per bene. Son 2 ore che aspetto il solito bus, ho promesso a me stessa che non mi fermerò e ricomincerò da qui, come un guerriero senza pace, un fiume verso la sua foce, un uomo contro il suo destino, figlio del sole di questo mattino. Guardo i miei giorni da vicino con la sorpresa di un bambino, vesto di rosso, verde o nero, di essere perfetta mi importa poco.
scritto il mio corpo in 3D, rido sola, mi sento in un film fuori e freddo e ascolto col 3. Ho raccolto il mio tempo in un angolo, ho promesso a me stessa che non mi fermerò e ricomincerò da qui come un guerriero senza pace, un fiume verso la sua voce, un uomo contro il suo destino, figlio del sole di questo mattino. Guardo i miei giorni da vicino con la sorpresa di un bambino, vesto di rosso, verde o nero, di essere perfetta mi importa poco. Grazie. Questa era Buon Selvaggio. Il prossimo brano nasce da un viaggio in una città che a me piace definire esagerata, una città cosmopolita, colorata e piena di eccessi, Berlino. Si intitola In un labirinto ad est. Odore di strada in una notte di Berlino spettinata. I miei 20 anni in una sigaretta fumata male. Tutto questo vento che non riesco ad ingannare. Ma quanta gente per le strade sarà festa. Dove si deve andare? Odore di strada, di mele, di autunno e di poesia. Un uomo calvo mi chiede una moneta, ma con me ho solo sogni e qualche scusa. Qual è la strada? Mi perdo in un labirinto ad est. Qual è la strada verso te? Qual è la strada verso te? Mi perdo e ho paura. Qual è la strada verso te? Mi accorgo di essere sola. Qual è la strada verso te? Odore di strada, di macchine e di bottega. Tempi moderni, tempi di affanni, tempi di insulti, tempi di inganni. Sa dirmi l'ora? Scusi, s'è fatto tardi. Qual è la strada verso te? Qual è la strada verso te? Mi perdo e ho paura. Qual è la strada verso te? Mi accorgo di essere sola. Qual è la strada verso te che chiamavi dagli abissi di un fiume nero, una guerra fredda, un gioco duro, il tuo silenzio dietro questo muro? Odore di strada in una notte di Berlino esagerata. Le puttane corteggiano il centro
Nei palazzi si fa musica e baldoria. Io mi perdo, ti cerco in un labirinto ad est. Qual è la strada verso te? Qual è la strada verso te? Mi perdo e ho paura. Qual è la strada verso te? Mi accorgo di essere sola. Qual è la strada verso te? Grazie. Matteo Bottini alla chitarra, alle tastiere Edoardo Simeone, ai sax Duilio Ingrosso, alla batteria Davide Piscopo, al basso Toto Giornelli. Il prossimo brano, Tango 47, è un brano che nasce da un incontro con l'Arcobaleno della Speranza, un'associazione a seguire una promessa, la mia, quella di portare alto il messaggio, il loro, il nostro, la sensibilizzazione verso la donazione del sangue e la sensibilizzazione prima di tutto alla vita. È il racconto di una storia e riprendo il gioco, un gioco che si trova in uno dei libri che loro hanno portato avanti, che non a caso si chiama L'Arcobaleno della Speranza, una raccolta di testi ironici dei pazienti del reparto di ematologia di Tor Vergata di Roma. Questo brano si intitola Tango 47, 47 è la stanza in cui sono ambientati gran parte dei racconti di questo libro, e tango è passionale, mi piace dire dantesca, sempre al limite, così che vedo la vita. La luce soffusa, la musica accesa, dalla finestra aspetto la pioggia, ne ricordo l'odore e mi piace pensare che mi venga a trovare, che mi porti a dormire, ma mi muovo un po' troppo e di notte non dormo. Questo letto punge più del mio ago nel braccio, non dà tregua alla testa, grida sola la stanza. La luna ha già perso i suoi lunghi capelli blu. La sveglia del mattino, l'odore del caffè, il saluto di Adriano, sul mio viso la crema, un buongiorno ai bambini, svegli dai si va a scuola, il raccordo che casino, ma tutto questo è me. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta vi era smarrita. Quanto a dir qual era e cosa dura, e sta selva selvaggia e aspra e forte che nel pensier rinnova la paura. Ah, come ammalato B, come ballerino di un tango sto bravino. Ah, amico l'infermiere, consigliere, maniacale ospitale stressato, unico e stressato. Unico e stressato, tango. Nella stanza 47. Ammalato, bucato, chemioterapico, dolente, ematologico, frignone, grintoso, immunodepresso, lunatico, magro, nervoso, ospedalizzato, preoccupato, quieto, rischioso, spasentito, timoroso, urlatore, valoroso, zuzzurellone. Ah, amico l'infermiere,
burlone, consigliere, disponibile, estraneo prima, familiare dopo, giocoso, isterico, laborioso, maniacale, nervoso, ospitale, parrucchiere personale, qualificato, ricercato, stressato, testardo, unico, volenteroso, zuzzurellone. La luce soffusa, la musica accesa dalla finestra, l'arcobaleno. Grazie. Buonasera Gabriella, sono qua. Ciao, buonasera. Una curiosità che è anche una forma di approfondimento della tua conoscenza e di divertimento, perché leggendo nelle tue note, tra le tante cose che hai fatto, quella che mi incuriosisce di più, per cercare di comunicare evidentemente con la discografia, il fatto di andare a cantare le tue canzoni sotto le sedi delle major è una delle azioni di disturbo in qualche maniera e di provocazione che possono essere forse del nostro tempo. Esattamente. Allora, come ti è venuta, cosa hai fatto e come è andata a finire? Ok. Era un po' di tempo, è una cosa che io ho fatto 2 anni fa e che in realtà avrei voluto fare molto tempo prima. Una provocazione, ma non solo. Io penso che le occasioni non si debbano aspettare, uno debba andarsele a prendere con le proprie mani. Il mio voleva essere un messaggio prima di tutto per me stessa, per ammettere a me stessa il mio coraggio, ma un messaggio per tutti i ragazzi che come me sono figli di un tempo bastardo, ma non impossibile, e quindi bisogna lottare fino alla fine. Questo era il messaggio che volevo lanciare a me e agli altri. E cosa ho fatto? Ho invitato dei musicisti a venire con me, solo 2 hanno accolto la mia proposta. Ho comprato un amplificatore a batteria, sono andata sotto le radio e le major, ho chiamato loro. Ciao, sono una cantautrice, sono qua sotto, sto cantando le mie canzoni, mi sono presa una bella serie di parolacce, però sono stati costretti ad aprire le finestre perché io avevo l'amplificatore molto alto. E ho raggiunto il mio obiettivo, che era quello di attirare la loro attenzione, e tutti inevitabilmente hanno ascoltato le mie canzoni, quelle che anni prima, attraverso un CD lasciato nelle loro ceste, non avevano mai ascoltato. Quindi sì, in realtà obiettivamente dal punto di vista discografico questo non mi ha portato molto, perché mi sono arrivate subito delle proposte sui talent show. Perché non partecipi a questo talent show? Perché? E io, guarda, veramente li ho già fatti tutti, mi sono messa in gioco fino alla fine e non manca più nulla, insomma. Perché non ascoltate il mio disco piuttosto? Ma si ha tantissima paura di rischiare. Non mi fermo, non escludo che io possa rifarlo, probabilmente sotto casa loro. A un certo punto magari il disco uscirà. Ti passo un collega di commissione artistica. Grazie. Ciao Gabriella, sono qui. Ciao. Ho avuto un'impressione notevolissima dal vostro gruppo, in particolare dalla tua voce, che è sembrata possedere diverse armoniche, diverse doti. Una che apprezzo molto è la capacità di mutare registro in maniera repentina. Grazie. Ora, questa si sposa anche con una tua felicità di gesto, con una tua presenza scenica. E nel tuo curriculum io però non leggo esperienze specificamente teatrali. Volevo chiederti se hai avuto esperienze teatrali o se pensi che anche in grazia, diciamo, della tua capacità di coinvolgerti in battaglie sociali, direi bioetiche in questo caso, se tu pensi in futuro di poter fare o voler fare teatro, magari sfruttando tutte e due queste tue doti. Grazie. La ringrazio per queste riflessioni e le dirò, io in realtà durante i miei primi anni romani ho frequentato un'accademia teatrale, l'Accademia Corrado Pani, ma in realtà l'ho fatto semplicemente per raggiungere una formazione poliedrica e per arricchire il mio bagaglio artistico-musicale. Il teatro mi affascina moltissimo, ma non credo con grande onestà che possa essere la mia strada. Io voglio vivere di musica. Grazie. Faccio il secondo giro, Gabriella.
La tua voce ha talmente tante possibilità, per quello che abbiamo ascoltato, cioè sono d'accordo con Marcello Lamattina che ti ha appena chiesto, che in qualche maniera può essere non un limite, ma uno strumento tale che ti può guidare su strade completamente diverse, anche per generi musicali. Sì. Per cui avere uno strumento così ricco può mettere persino in imbarazzo, in un certo senso. Io personalmente, per quello che ho sentito, così proprio è una cosa istintiva, è la prima volta che ti ascolto, sono contento di essermi scontrato con una voce così, però non sono convinto che quello che stai cantando sia propriamente centrato il repertorio per la tua voce, oppure che tu con quella voce possa fare dell'altro che è sicuramente più adeguato al tuo modo di esprimersi. Sei molto potente, è una voce importante, se vai in alto hai la forza e arrivi a tenere bene quelle note. Tutte queste sono ricchezze e quando ce n'è tanta, questa ricchezza delle volte può essere difficile da domare in qualche maniera. Io le dirò, quando mi trovo a scrivere mi scontro con l'esigenza di dire delle cose e la voglia di cantarle e probabilmente gridarle in altro modo. Questa è una battaglia che vivo con me stessa ogni volta e alle volte scrivo anche in tonalità comode per la scrittura, poco meno per la mia voce. Ci sto lavorando su questa cosa, ma sto lavorando soprattutto al non avere dei freni. E l'ultimo brano, Tango 47, è un brano che è nato il mese scorso, in cui già do più libero sfogo ai miei desideri di lasciarmi andare vocalmente. Continuerò in questa direzione. Sì. Grazie Gabriele. Grazie a voi. Grazie. E adesso Corearum, benvenuti. terra del mio villaggio per non restare solo in viaggio. Un vestito, un pane, un frutto e questo è tutto. Ma il cuore no, non l'ho portato. Nella valigia non c'è entrato. Troppa pena aveva a partire. Oltre il mare non vuole venire. Lui resta, fedele come un cane, nella terra che non mi dà pane. Un piccolo campo, proprio lassù, ma il treno corre, non si vede più. E tu mi guardi con quegli occhi grandi da una finestra poco illuminata, invece bestemmio tutti i santi per questa vita, questa sorte ormai segnata.
strada di periferia, volano nell'aria le mie note, le porta il vento quelle melodie, riempie a stento le mie tasche vuote. Chissà se un giorno ritornerò a suonare per la mia gente che sa cos'è l'amore. Se aver fortuna non è più un peccato, potrò tornare dove sono nato. So per te è difficile capire cosa vuol dire dover emigrare, abbandonare i sogni di una vita di sofferenza sempre più marcata, e così concedi spaccio alle sue voglie mentre la gente attraversa questa strada e con agli alberi cadono le foglie tra un déjà vu, un po' di vino e una suonata. Grazie. Abbiamo aperto con un brano che porta il titolo di
Tango Stanco, tratta di emigrazione. Il secondo brano che faremo è nel nostro dialetto, noi veniamo dalla provincia di Cosenza, più precisamente da un paese che si chiama Acri. Il secondo brano si intitola Penna Fimmina. Non si muore, in galera non si va, penna femmina non si muore, in galera non si va, penna femmina non si muore, in galera non si va, penna femmina non si muore, in galera non si va, non vado non porreggia le tua vita, penna femmina non si muore, in galera non si va, penna una bella donna, tua innamorata, penna femmina non si muore, in galera non si va, non vado non porreggia le tua vita, penna femmina non si muore, in galera non si va, una bella donna, tua innamorata, penna femmina non si muore, in galera non si va, penna femmina non si muore, in galera non si va, non vado non porreggiare tua vita, manco una bella donna, tua innamorata, non vado non porreggiare tua vita, manco una bella donna, tua innamorata, penna femmina non si muore, in galera non si va, penna femmina non si muore, in galera non si va, penna femmina non si muore, in galera non si va, penna femmina non si muore, amico con d'amico si consola, che non è come mia la tua splendura. Iuscia la sacca tua, iuscia caputa, cambia senza iusciare, vuota assuda, penna femmina non si muore, in galera non si va, penna femmina non si muore, in galera non si va, penna femmina non si muore, in galera non si va, penna femmina non si muore, in galera non si va, penna femmina non si muore, in galera non si va, penna femmina non si muore, in galera non si va, penna femmina non si muore, in galera non si va, penna femmina non si muore. La vita del YouTube voglio fare, i boschi senza compagnia, a notte me ne vai bellissimo mare, o giorno me ne vai la via via, e quando ti ogni giù che mi mangiare, vive sporco chi lo sa via, penna femmina non si muore, in galera non si va, penna femmina non si muore, in galera non si va, penna femmina non si muore, in galera non si va, penna femmina non si muore, non vado non porreggiare tua vita, manco una bella donna, tua innamorata, vado non porreggiare tua vita, manco una bella donna, tua innamorata, penna femmina non si muore, in galera non si va, penna femmina non si muore, in galera non si va, penna femmina non si muore, in galera non si va, penna femmina non si muore, penna femmina non si muore, in galera non si va, penna femmina non si muore. Grazie, grazie. Marcello Perri, fisarmonica, Luigi Spiritoso, batteria e percussioni, Giuseppe Cofone, basso elettrico, Nuccio Cerenzia, chitarra classica,
Chitarra battente, mandolino e voce Angelo Caccione. Grazie, chiudiamo con un brano che si intitola Musicante e racconta un po' una domenica di uno studente universitario, una domenica un po' sofferta. Buon ascolto, Musicante. Ci sembra strano ma è domenica, te ne accorgi dal silenzio che c'è intorno. Dovrebbe essere un giorno di festa e invece è solo un altro giorno. Ho i libri ancora aperti su quel foglio, eppure è tutto scritto in italiano. Leggo, rileggo e sottolineo, ma il mio cervello completamente refrattario. E ti assale la tristezza, è più lontana quella scritta laurea. Per me che sono figlio di nessuno, sarebbe una conquista straordinaria. E mi è più facile suonare una chitarra che accarezzo come fosse la mia donna, che se l'avessi potrei dirti cosa provo, suono soltanto e non me ne vergogno, ma questa musica è pura malattia, che non c'è arte senza follia. Se stessi bene uscirei a cazzeggiare, me ne sbatto i coglioni e continuo a suonare. Sarebbe meglio fare il dottore, andare in giro in giacca e cravatta. Per il momento sono solo un musicante, appartenente a quella gente matta che vive con la testa fra le nuvole e suona e canta con gli occhi chiusi e si addormenta sotto il chiaro della luna, sperando un giorno di fare fortuna. E si addormenta sotto il chiaro della luna, sperando un giorno di fare fortuna. Grazie di cuore. Eccoci qui alle domande. Sono qui al centro. Dunque, voi proponete testimonianze di una tradizione che si sta un po' perdendo sotto i colpi della modernità. E riproponete queste sonorità coniugandole in modo interessante e adattandole, diciamo, ai canoni contemporanei. Questo a mio avviso è un lavoro molto insidioso, perché bisogna darsi dei confini ben precisi. Ecco, volevo sapere quali sono un po' i vostri confini, i vostri paletti per evitare di cadere nella banalizzazione in questo difficile lavoro. Intanto grazie per la domanda. I nostri paletti sono quelli di non usare strumenti come la distorsione. Utilizzando strumenti della tradizione accostiamo una chitarra classica che della tradizione propria non è, e le insidie sono comunque tantissime. Bisogna fare un ascolto mirato, bisogna comunque non spaziare troppo, perché si rischia di sconfinare, si rischia di fare delle cose che non si capisce se sono di musica etnica, non si capisce se sono di musica popolare vera e propria. Bisogna dargli un taglio, seguire sempre quella linea, e noi, malgrado tutto, cerchiamo di farlo. Sì, direi che ci riuscite pure, insomma. Grazie, molto gentile. Senti, sempre legato a questo vostro progetto, voi appunto
visto su questo palco, in queste serate, diversi altri gruppi che sono appunto impegnati in musica che cerca in qualche modo di recuperare, o comunque la tradizione, no, della musica popolare. Voi abbinate a questa musica anche dei testi che sono in italiano e in dialetto. Diciamo, di queste due forme espressive, cioè, vi trovate a vostro agio con entrambe? C'è qualcuna che sentite più funzionale al vostro progetto? C'è stata questa scelta del bilinguismo, se vogliamo, va. Sì. Proprio perché quando ci si confronta con realtà differenti, come può essere per esempio musicultura, dove hai un pubblico che ti ascolta, che non è abituato a quel tipo di sonorità dialettali, hai bisogno e hai necessità di esprimerti in italiano. Non da meno l'espressione dialettale, perché l'Italia è fatta di dialetti, il popolo italiano è ricco di dialetti, quindi mai dimenticare le proprie radici, mai farne a meno, ecco, perché in questo momento storico particolare non è retorico, c'è proprio bisogno di essere uniti, di avere coraggio, di avere forza. Quindi il dialetto prima di tutto. Ok, grazie. Salve, sono qui. Buonasera. Vi ringrazio per aver suonato per noi. Vorrei portare il discorso su questioni che riguardano la struttura dei pezzi e l'armonizzazione e l'arrangiamento anche un po'. Non vuole essere questo, però dico una critica o il rilievo di un limite. È un'impressione che potremmo condividere. Io ho notato che l'operazione che voi proponete è quella di coniugare due cose differenti. Come spesso accade nei gruppi composti per riprendere la musica popolare e però non riportarla come qualcosa di ammuffito. Voi fate anche il tentativo di innovare scoprendo eccetera. Però questa è un'operazione che si regge su un filo molto sottile e io vorrei sapere se non può essere un limite di questa operazione qualcosa che io ho notato ascoltandovi, cioè un contrasto talvolta molto acceso tra i ritornelli e le strofe che sono caratterizzati da una eccessiva enfasi ritmica, soprattutto nel ritornello. Io ho notato che ci sono diversi accenti, quelli della parola, quelli della strumentazione, quelli della batteria, che convergono tutti su un punto, per cui l'impressione che certe volte mi dà è come di guardare una pagina dove ci sono 15-20 parole scritte in grassetto. Ora, un occhio non può reggere un libro in cui ci sono tante pagine in grassetto. D'altra parte potrei sbagliarmi e questo potrebbe essere una convergenza possibile, come nello strabismo, che quando è ben fatto è lo strabismo di Venere. Vorrei sapere la tua impressione in proposito, ma ringraziandoti sempre per quello che ci hai proposto. Grazie a lei per la domanda. È effettivamente proprio questo quello che cercavamo da Musicultura, il confronto, la crescita, la critica, perché la critica prima di tutto ci permette di crescere, il complimento è fine a se stesso, siamo tutti bravi. E quindi la ringrazio veramente per questa osservazione, perché in un qualche modo quando torneremo a casa ci ricorderemo di questo, non la vediamo come una critica, ma bensì come un consiglio. Effettivamente è molto acceso, ce ne siamo accorti anche noi strada facendo, non ovviamente facendo questo tipo di analisi, però c'è bisogno di lavorare ancora, c'è bisogno di lavorare tanto, perché in qualsiasi campo non si arriva mai. Per cui la ringrazio veramente di cuore di avermi fatto notare questa cosa. Un'altra curiosità che mi voglio togliere, sono qua. Tango stanco, che è caratterizzato da tanti cambi di tempo, di ritmo, naturalmente, da una grande ricchezza. Io ho notato nell'intermezzo, diciamo così, nella parte strumentale, che voi attaccate un giro che sappiamo benissimo che nella musica ci sono tanti vasi comunicanti, dalla musica antica alla musica classica, alla moderna, contemporanea, rock, jazz, world, tutto quello che volete. Quello è un giro tipico da gruppo metal che voi avete fatto con una chitarra classica, con la battente e duettando fra di voi. Ora, questo mi incuriosisce, è divertente, caratterizza il brano sicuramente, che parte come un tango e poi in effetti se uno ha quella passione lì collega il metallo a voi, però l'avete fatto con degli altri strumenti. E tu hai detto prima che uno dei paletti che voi utilizzate è proprio non avere le chitarre elettriche, ma utilizzare la classica, la battente, la fisarmonica, eccetera, eccetera. Però avete inserito una cosa che in fondo
somiglia, no? Ecco. Quindi è una scelta anche quella di suono, tradizione sì, però spostarsi verso la parte pop del metal, fatta con strumenti diversi. E questo è il rischio che si corre, fondamentalmente, esatto. Questo è il rischio che si corre, perché è facile sconfinare utilizzando poi, accostando strumenti che della tradizione non sono con strumenti che sono della tradizione. Del resto quello è un giro molto utilizzato anche nella musica popolare, per cui ci siamo detti perché non farlo fare a una chitarra classica piuttosto che a una battente che perde anche di corpo, perde anche di colore quando il brano si svuota, per dargli più respiro. Però la cosa che mi chiedo è, se lo fate voi con le caratteristiche che avete, naturalmente non siete i Metallica, non siete gli U2. Allora, se invece di farlo con gli strumenti della tradizione che avete scelto, anche se la chitarra classica sì, è una tradizione ma è vastissima, no? Se invece sceglieste, anche se ci mettete un effetto sulla chitarra classica, una elettrica urlante, non vi caratterizzerebbe ancora di più? Urlante nei limiti. Ma lei parla di distorsione, parla di... No, parlo di cattiveria, non di distorsione, cattiveria di suono, non per forza distorto sporco, capito? È una cosa che a caratterizzare in un certo senso quello che fate, perché capisco perfettamente la linea stilistica e artistica. Dall'altro lato i contrasti aumentano ancora di più la personalità certe volte, perché non stai inserendo la chitarra urlante dentro un progetto metal, sarebbe ovvio, no? Ecco. Certo. Effettivamente questo è un altro consiglio, per cui sperimenteremo anche questa. Grazie. Lo so che quello che ha detto Stefano può risultare un insulto a livello filologico, però è veramente una provocazione che bisognerebbe comunque tentare di fare. Una curiosità di altro genere, di natura esclusivamente tecnica, la chitarra battente, io ritengo che abbia un suono molto affascinante. A livello di digitazione proprio della mano sinistra, usa gli stessi accordi e le stesse posizioni di una chitarra normale o no? Allora, ci sono diversi tipi di chitarra. Sto parlando della chitarra a 8 corde, sì, insomma. Sì. Ci sono diversi tipi di chitarra battente. Quella che utilizzo io è una 5 cori doppi, prettamente calabrese, e utilizza la mano sinistra come viene utilizzata in una chitarra normale, una chitarra alla francese, cosiddetta la popolare, una chitarra classica. Però la bellezza poi dello strumento viene esaltata quando il musicista fa degli abbellimenti con il mignolo, fa degli abbellimenti dandogli un tocco differente, perché parliamo di uno strumento molto popolare, sbilenco se vogliamo nelle accordature e tutto il resto, suonato da contadini. I contadini di musica sapevano ben poco, quindi già questa forma è molto più evoluta. Poi ne esiste un'altra con una chiave al centro che serve da bordone, però fondamentalmente sì, la mano sinistra riporta gli accordi. E c'era un altro tipo di chitarra che si chiama con lo scordino, si accordava addirittura alle zampogne nelle feste popolari e si suonava con la mano libera e un solo dito. Quindi insomma capiamo che c'è una bellezza impressionante nel nostro patrimonio E quale culturale. delle 6 corde non esiste? Il mi basso non esiste, si accorda normalmente, mi si sorrela, però il mi basso manca di basso, e ricorda quello che è poi il clavicembalo, no? Ricorda un po' questo suono un po' stridente, molto... Io dico anche un po' il sitar. Sì, assolutamente. Grazie. Grazie a lei. Allora, io ringrazio Marcello Lamattina, Stefano Bonagura, Angelo Giaccone, perché insomma ho appreso qualcosa che non sapevo. Queste audizioni sono anche un modo di approfondire all'atere del live aspetti che ruotano attorno alla musica. Allora, adesso sarebbe stata la volta di Carlo Senna, se non che Carlo Senna non è qui e probabilmente ci sta seguendo in streaming e a casa con la febbre senza voce, per cui lo recupereremo il prossimo weekend. E adesso recuperiamo invece un gruppo che non è stato qua, non è potuto essere qua con noi la scorsa settimana, ma in questo caso per una bellissima
motivazione, cioè la nascita di un figlio. Diamo il benvenuto agli EQ. Siccome il figlio non era del gruppo ma di uno di voi, diteci a questo punto. Ecco, auguri. Grazie, grazie. Vita da bar, storia di un barista. Comincia più o meno così. Anticipo la sveglia e mi sveglio, mi guardo la faccia al contrario, abitudine, specchio, chissà chi c'è di là, mi vesto di fretta cappotto, son svegli vicini di sotto, parole, pareti, segreti, li sento che sembrano ieri. Fumano freddo, salutano, fuori la notte non c'è, sembra memoria, non è. Suona la sveglia in orario, entro nel bar e la spengo, la porto sempre con me, il tempo non sa che non c'è, balcone protegge, divide, risposte sul vago precise, battute limate provate, l'espresso è in ritardo, aspettate, parlo di spalle servito, il bagno è là, in fondo pulito, ci vuole la chiave, l'invito, cassa, scontrino, finito, la noia negli occhi di un altro cliente, l'ho vista passare, cercava me, in fondo a tazzine c'è il bianco, destino di chi non beve caffè. Il cielo, cielo che si specchia sul vero, vero, sul cielo si specchia, cielo che sul pozzo si fissa, la presenza immobile di nuvole che succhiano, labbra che non parlano, casomai si bruciano, quasi tutte soffiano sul caffè macchiato del desiderato, bocche da peccato, pozzo che fissa il cielo, cielo che si specchia sul vero, vero, sul cielo si specchia, cielo che sul pozzo si fissa.
Storia di un pittore, in questo caso un ritrattista. La tua bocca in mezzo alle gambe, seni tremanti sotto il mio ventre, cambiavo il piacere controcorrente, mentre ti amavo non ero presente. Poi ti sollevi in punta di piedi, con i tuoi passi, i tuoi segreti, senza respiro dopo l'amore, mi hai chiesto il quadro del tuo dolore. Da quella volta ci siamo amati, fuori dal letto due sconosciuti, sempre più soli, sempre più spesso, tu con l'amore, io con me stesso. Quello che vedi è un ritrattista, copiava l'amore nella sua stanza. Punto di vista di un ritrattista è la distanza. Quello che vedi è un ritrattista, copiava l'amore nella sua stanza. Punto di vista di un ritrattista è la distanza. Dicevi lascia i vestiti, solo nel quadro siamo felici. Nudo di donna, nodo alla gola, ti voglio sempre, ti voglio ancora. L'amore passa un attimo prima di quando sai che un po' s'avvicina, sempre più solo senza me stesso. Io diventavo lei sempre più spesso. Quello che vedi è un ritrattista, copiava l'amore nella sua stanza. Punto di vista di un ritrattista è la distanza. Quello che vedi è un ritrattista, copiava l'amore nella sua stanza. Punto di vista di un ritrattista è la distanza. E così sono qui, vestito da te, spogliato dal nudo, e mi chiedo l'amore cos'è. Cercare l'assenza, pensarsi a distanza, oppure guardarsi negli occhi, toccarsi. Resisti, resisti, che tanto l'amore non dura. Io lo volevo fermare prima, capire il colore, capire perché. Se fermi la vita l'amore non muore, rimane, rimane. L'ultima storia che vi vogliamo raccontare è quella di Due eccetera. Infatti il titolo è questo, eccetera eccetera. Due frasi, una frase sola, un incastro. Hanno senso solo se sono vicine e dentro la canzone si ricercano, dentro le pagine di un libro. Eccetera si separò da eccetera, devo averti sognata al principio di un rigo. Ho provato a sfogliare, c'eran tante parole, ma di te neanche un grido, forse solo l'odore. Tra le file di inchiostro io cercavo col dito il tuo viso nascosto dentro il senso di un libro.
Fu così che mi chiesi se eri già stata a letta, sui puntini sospesi, anche l'occhio si invecchia. Restai senza parole quando volarono su. Tu parlavi di doveri e adesso dov'è quel senso del dovere che ti lega a me? Dov'eri quando io ti amavo, quando l'amore amava senza nessuno? Dov'eri quando io ti amavo, quando l'amore amava senza qualcuno? Ti ritrovo sul foglio, cominciare la frase, un grammatico sbaglio di espressioni confuse, come fronda contraria, io radice nell'aria, tu sei nave che oscilla dentro un'altra bottiglia, resto senza parole ora che volano su. Tu parlavi di doveri e adesso dov'è quel senso del dovere che ti lega a me? Dov'eri quando io ti amavo, quando l'amore amava senza nessuno? Dov'eri quando io ti amavo, quando l'amore amava senza qualcuno? Ma parliamo di doveri, dove sei ora tu? Parliamo di doveri da quando lei non c'è più. Eccetera, si separò da eccetera, 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 eccetera. Sera a tutti. Ciao, ciao. Dunque, i vostri... guarda, sono qua al centro. Ah, vabbè. Ah, sì, scusa. Ecco, no, è brutto no, non vedere in faccia l'interlocutore, certo. Infatti. Si cade, è che... Ah, venite. C'è una rete sotto. Possiamo sedere, ok, perfetto. No, che era finito il... Ecco, perfetto. Allora, i vostri brani portano parecchie firme. In particolare l'ultimo, lo dico anche così condividiamo con il pubblico, è firmato oltre a voi anche da Francesco Gazzè e da Alessandro Bergonzoni. Sì. E quindi sono 7 firme praticamente. Ora, escludendo la possibilità che vi mettete d'accordo, vi diate appuntamento tutte e 7 per scrivere insieme il pezzo, come procede in realtà il processo compositivo di questi brani? C'è qualcuno che ovviamente, immagino, fa qualcosa prima, poi qualcuno che interviene dopo, ecco. Sì, infatti, effettivamente è così. Sono andato, mi piace tantissimo Alessandro Bergonzoni, ho recuperato una sua intervista, l'ho ritoccata, l'ho mandata, lui l'ha riscritta di nuovo, l'abbiamo scritto più volte l'ultimo pezzo, eccetera, eccetera, grazie a Gazzè, che è un amico che conosciamo da tanto. È nata anche l'amicizia con Alessandro Bergonzoni, il suo staff, come pezzo e come omaggio, insomma è stato bello perché abbiamo giocato un pochino da un'idea, siamo arrivati poi alla stesura completa del pezzo, insomma. Grazie. Prego. Senti,
Il vostro secondo brano, ma forse anche gli altri, che si chiama il brano che avete presentato, il secondo è Il ritrattista. Il ritrattista, sì. Fa parte dell'ultimo vostro lavoro, che ho letto essere un concept album, e mi piacerebbe che ci spiegaste un po' appunto l'idea che c'è dietro appunto a tutto l'album, ovviamente non avendo la possibilità di ascoltarlo. Certo, infatti è difficile. L'album si intitola Un altro me, e quindi racconta la storia un pochino allo specchio, già proposta più volte da tanti prima di noi, chissà in quanti. Giocare proprio sulla doppia personalità. Doppia personalità, noi siamo andati anche a toccare il concreto, ovvero in questo caso qui il nostro personaggio è effettivamente, nella prima parte del disco, è un barista, e quindi si scontra con l'abitudine. Il primo pezzo che avete ascoltato appunto comincia così il disco. Poi piano piano, musicalmente parlando e naturalmente con le parole, si snoda attraverso una serie di viaggi interiori. Banalmente si rompe la macchinetta del caffè, quindi va in cortocircuito il bar e anche se stesso, insomma, in qualche modo. Quindi si ricorda del suo passato, entra dentro un viaggio che lo porterà dentro la sua memoria, dentro la sua immaginazione, si riscopre pittore e ritrattista. Infatti la seconda canzone che avete sentito, appunto Il ritrattista, lo troviamo nella seconda parte dell'album. La prima è centrata tanto sull'abitudine, sulla ripetitività. La seconda parte invece diciamo che è la parte dove noi siamo andati a toccare in qualche modo la parte di un pittore, che poi abbiamo scoperto che alla fine il movimento del barista, ovvero di quello che fa la macchinetta del caffè, è molto simile a quello che fa poi il pittore, ovvero il nostro personaggio. Sono gli stessi movimenti che creano la stessa cosa, quindi dentro un doppio c'è sempre uno. Banalità che ho detto. Vabbè, questa è la sintesi. Grazie. Sì, vi ringrazio e vorrei condividere con voi un'impressione che ho avuto. A me siete sembrati parecchio colti e mi sembra che alcune cose che sono presenti nella vostra musica siano il risultato di un approfondimento che non può essere né casuale né affidato alla sorte. Certo, l'inventiva di Bergonzoni è nota ed è spesso invece nata da un'impressione, dai giochi delle parole che si influenzano vicendevolmente, da una serie di eccetera che si spingono come le note di un campanellino. Però ci sono tanti segnali che mi spingono a chiedervi quali possano essere i vostri riferimenti letterari. Ne dico uno tra le cose che mi hanno colpito. Nella canzone che riguarda il solito, questa scena, ci sono tanti elementi che sono elencati e ciascuno di questi è qualcosa che divide da qualcos'altro. Per esempio la sveglia divide la notte dal giorno, lo specchio me dalla mia immagine, le pareti me dai miei vicini, la nebbia divide la luce dalle figure, il bancone del bar divide. E le labbra dividono il fumo del caffè, non servono a parlare ma dividono il fumo del caffè da questa interiorità che non può uscire perché non dicono parole. Ora, queste parole che non dicono, come il nome dell'amata cercato fra l'inchiostro delle parole di un libro, per me è Proust. Io mi chiedo se tra le vostre ricerche non ci sia stato quello di una scrittura volutamente letteraria che eccede il senso della stessa musica, bellissima peraltro. Grazie. È bellissima. La prima parte la tengo come risposta, ovvero è bellissimo quello che ha detto lei, ci metto un punto esclamativo, grazie. Intanto. Per quanto riguarda la parte dove insomma si vanno a toccare tante cose, si possono fare tante citazioni, è chiaro che veniamo da un vissuto, per fortuna, e in qualche modo ci raccontiamo e naturalmente in qualche modo andiamo a raccogliere, quindi posso mettere anche Pessoa, oppure, però la cosa bella è questa, in qualche modo, illudersi di aver scritto qualcosa di assolutamente originale, anche se c'è una consapevolezza che non è così. Quindi tradire, ovvero portare da un'altra parte, quindi raccogliere tutto, chiaramente, e poi dimenticarsi tutto. Quindi io credo che funziona, la cosa funziona quando noi riusciamo a dimenticare veramente e illudersi per un attimo di scrivere qualcosa di originale, che è un po' il nostro senso e il nostro andare, insomma, questo è. Comunque grazie per quello che ha detto.
Ciao, sono qua. Ah, ciao. Io ho una domanda per il batterista. Cioè, volevo un attimo, cioè, avevamo una curiosità, noi qui, com'è nata questo strano assetto di batteria, sia di pelli che di piatti soprattutto, che particolare? È nata in maniera abbastanza casuale e per esigenza, nel senso che io fino a 2 anni fa ero il bassista del gruppo. Per una serie di circostanze mi sono ritrovato a fare le parti percussive del disco, che poi ho realizzato dal vivo, quindi il disco comunque ha anche un altro aspetto timbrico e come linguaggio. E quindi diciamo che questo qua è la conseguenza dell'esigenza di riportare sul live quello che avevo registrato. I piatti mi diverto un sacco a sperimentare un po' sia con i materiali che con un po' tutto, quindi non lo so, ho sempre un po' giocato con i microfoni a contatto, cose un po', insomma, giochini con cui continuo a divertirmi e di conseguenza applico poi al mio strumento. Grazie. Io chiudo con un'osservazione e una curiosità. Cioè, intanto congratulazioni, bravi, perché è un laboratorio della canzone il vostro. Le canzoni sono creature che possono essere molto potenti ma anche molto esili, e quindi caricarle di stratificazioni stilistiche, strumentali, coloristiche è molto rischioso, è camminare sul filo, e voi siete molto bravi secondo me nel farlo. Ci sono dei flash melodici, appena uno si abitua a qualcosa, sparito, e così via, no? Mai dar soddisfazione. Una cura dei suoni, la ritmica, è una sorta di incastro, no? Che è quasi un rompicervello a un primo ascolto, ma io apprezzo molto questo. Quindi la domanda, però, la curiosità è questa: il piacere di scrivere una cosa semplice come una ninna nanna, per capirci, e sentirvi soddisfatti di quello, l'avete mai sentito o è proprio una cosa che è eliminata all'inizio dal punto di vista della composizione? Bastano i gesti in questi casi. Perché è complicato, è così difficile. Nel senso che quando si scrive è ovvio che non si va a dire col pensiero bisogna fare una cosa complicata. Semplicemente costruire una musica intorno a un testo scritto prima, e quindi la logica è un po' quella della colonna sonora, cioè di scrivere una musica come un vestito fatto apposta per quella frase lì. Allora succede che nelle nostre canzoni non ci sono strutture, almeno non in tutte. Vuol dire che se nel testo a un certo punto cambia la situazione, noi cambiamo la musica. Ecco, è un po' concepita come una colonna sonora della storia, quindi ne risultano delle tracce nel nostro disco dove ci sono all'interno di un titolo, sotto lo stesso titolo ci sono 2 o 3 canzoni. Così come possiamo passare da un genere che può ricordare non so, una musica che proviene dalla musica classica, e dopo 2 secondi finiamo nel progressive, la butto là. Semplicemente non pensiamo alla musica come a un genere, ma lo costruiamo sul testo, e quindi ne viene fuori così. Ti ringrazio per la risposta. Oltre che essere esauriente, questo fatto del testo che nasce prima della musica spiega molto anche. E tra l'altro non è che le trovi, per precisare, complicate, sono efficaci e suggestive, solo che si può essere efficaci e suggestivi in tanti modi. Per questo chiedevo se è una modalità espressiva in qualche modo unica, univoca, oppure mi hai risposto, perché essendoci dei testi che nascono in un modo. Io vi ringrazio, mi sembra che abbiamo finito. Ciao. Allora, la serata si chiude con l'assegnazione del premio Un Certain Regard,
E stasera per la consegna del premio abbiamo un amico, ma speciale, che è il regista che negli ultimi anni cura gli special Rai per Musicultura e che si è molto affezionato alle sorti e anche agli inizi del concorso, al punto da venirci a trovare in questo weekend, per cui mi fa piacere chiamare sul palco per dirci a chi va il premio Paolo Massoli. Il microfono non si sente, apriamo il microfono. Buonasera a tutti. Il premio lo vince Gabriella Martinelli. Grazie. Grazie mille. Ricordo, Gabriella, al pubblico e anche a te che io ti auguro tutto il bene, ma questo premio non implica automaticamente l'ingresso tra i 16 finalisti, è un riconoscimento alla performance che più ci ha coinvolto stasera. Grazie mille. Grazie a te. Allora, espletate il rito delle foto, partiamo con la sigla e ci diamo appuntamento per chi vorrà a venerdì prossimo alle ore 21. Buonanotte, buona serata prima e buona nottata a tutti. Su che pista sono? Sulla 1? Chiudila. Cazzo, c'ho un raffreddore, non ce la faccio. Ricky, canta tu. Posso, c'ho una faringola contragate. La miseria, solito esagerato. Vabbè, intanto mi ripasso le regole. 1. Un disco va fatto dopo qualche anno di silenzio. 2. Prima di lavorare alle musiche e ai testi, curare la promozione. 3. Prevedere nel budget la partecipazione di una o più guest star, caso Miles Davis, Eric Clapton, Sting. Assicurarsi che la guest star prescelta sia vivente. 4. Ascoltare molti dischi, decidere se copiare prima la musica o il testo e poi depositare i pezzi alla SIAE, se no te li fregano. 5. Campionare i suoni di Prince. 6. Metterci un pezzo sul razzismo, pro o contro, non importa, dipende dal target. 7. Metterci un pezzo molto poetico e un filo nostalgico dedicato a un mito del passato, caso Coppi, Caruso, Lindbergh. Ancora liberi Primo Carnera, Peppino Meazza e la Cianciulli. 8. Metterci un pezzo d'amore seguendo queste avvertenze. Lui deve essere solo. Se lui è solo, Va bene. Se è sposato, Non va bene. se lui è solo perché lei si droga, Va bene. se lui è solo perché preferisce drogarsi, Va bene. se lui è solo perché lei è un po' puttana, lasciare in coda il numero di telefono di lei. Grazie. 9. Parole da usare e o da evitare. Funzionano azzurro, vele, trottolino e mamma. Non funzionano arancione, remi, tiramolla e tua sorella. Parolacce, cazzo, nerchia, città, Parigi, Cernusco Lombardone. 10. Qualunque siano le parole scelte, è importante che non si capiscano. Le strofe vanno cantate pianissimo. Nei ritornelli bisogna sgaggiare come pazzi. Giusto? No, tutti insieme. Giusto? Giusto.
dimenticato niente? Ah sì, prendere il decalogo, buttarlo nel cesso e fare il disco.